Signori miei, oggi non volevo apparire in TV, ma la necessità chiama, ma il bisogno è dietro l'angolo, come l'imprevisto è dietro l'angolo. Signori miei, io voglio far vedere una cosa particolare oggi, la ragione per cui siamo qui, un verbale. Signori miei, un verbale, ecco, voi lo vedete, per venire a lavorare abbiamo preso questo verbale. Lo dobbiamo pagare questo verbale. Avete visto quanti zeri ci sono, chiaramente stampati? Lo dobbiamo pagare. E allora come facciamo? Qui prendi l'arte e mettila da parte. Devi pagare verbali, devi pagare le bollette, vieni a prendi l'arte e mettila da parte. Ecco qua, lui con la sua estemporanea, vedete? Lui, ecco, lui è come che... Chi sarà? Lo scopriremo. Andiamo al primo quadro, vieni qua, vieni qua. Questo, signori miei, è un capolavoro. Questo è di un autore brasiliano. Autore brasiliano che ha chiamato il suo quadro Falcao al Nord. Signori, Falcao al Nord. Signori, vi immaginate Falcao abituato in Brasile al caldo, che se ne va al freddo e difatti si copre con un doppio petto. Falcao al Nord, è geniale. Guardate questo falco. Mettici la palla ed è Falcao. Ma la nostra oggi, vedete qui, signori miei, la nudità, no? Oggi lo splendore di questa nudità che ha in mano, poi ve lo spiego cos'è. L'abbiamo venduto, Falcao al Nord, l'abbiamo venduto. Adesso possiamo fare così. Abbiamo venduto Falcao al Nord, ma non vi avevo detto il prezzo. Quindi oggi sei fortunato perché te lo dico dopo. 109.000 euro. Ma più fortunato di così cosa vuoi? E abbiamo pagato mezza bolletta. Andiamo signori miei, alla novità di quest'anno. Scalata di donna. Signori miei, tutti vorrebbero avere a casa un quadro del genere, con una donna che sale e scende le scale. Signori miei, lo venderemo fra poco, occhio su... vieni da me, vieni qua, andiamo qua al nostro... Questo, signori miei, è una cosa straordinaria. Signori, il titolo di questo quadro è talmente geniale e ovvio che... Ma il cielo è blu sopra le nuvole, signori miei. Il cielo è blu sopra le nuvole, ma non è, quelle non sono nuvole. Quello è cotone idrofilo, signori miei. Cotone idrofilo, cioè l'autore è geniale, ha preso un calice, quella è cera, lo capite che è opera d'arte? Ma il pezzo oggi è questo qua. Cioè, questa è tranquillamente una statua che vi potete portare, che vi posso dire, in aereo. In aereo e lei ha il sacchettino. Se in aereo ti manca il sacchettino, ce l'hai e hai la statua che ti tiene la fronte. Lo capisci che è un'opera d'arte? Mi capisci quando parlo o no? E lui, guardate, signori miei, nel frattempo interagisce, gratta l'opera e l'opera sorride. È lui che fa la differenza, è lei che fa la fendiera. Allora, andiamo all'estemporanea, dammela, dov'è? Che dobbiamo chiudere. Datemi l'estemporanea, signori miei. Questa è in aereo, non ci pagate nemmeno il biglietto. Non ce lo pagate, ricordatevi, tiene la fronte e avete il sacchetto. Allora, l'opera, eccola qua. Oggi l'opera d'arte è chiodo fisso. Quest'opera è quest'opera d'arte, signori miei, è multiuso. La calia. La simenza, la metti qua e dici, ma dove me la sto mangiando? In una cosa no, nell'opera d'arte, che la metti trapezioidale. Lo vedi che la metti trapezioidale così? Poi la giri così, la piega, te la fa come vuole lui. Allora, signori, vieni a prendi l'arte e mettila da parte. Una volta che ci avrai incontrati, non ci ricontatterai più. Ciao. La piega era giusto. La piega era giusto. No, ma da fare caricando la mensa. Sono finite le mando. Siamo persi. Ma che ti mangiaste tu te? Non c'era niente. Che te ne approfittaste. Buone tostate, sai?